The Champions, amici bellini. Questi sono veramente i campioni da tutte e due le parti, un percorso un po' diverso, insomma, Paris Saint-Germain, Atalanta, Lipsia, Bayern, il Barcellona e poi il Lione, insomma, il più Bayern sicuramente ha meritato visto il percorso, vincono tutte le partite, è il prototipo, dicevo con gli amici bellini di Telegram, che è il prototipo della squadra perfetta, di come la vorrei. Un centravanti che aiuta la squadra, che però finalizza, le ali che attaccano, non devono per forza difendere perché i terzini sono perfetti, c'è equilibrio a centrocampo, Müller che insomma è bella roba. Dall'altra parte il Paris, perché io indosso la maglietta, ma questa è una maglietta che io comprai per la mia band Paris New York, ma questo è un altro discorso. Voi andate a seguirmi su tutti gli altri social, lo sapete dove trovarmi, Valerio Fluido, bene o male everywhere. Però il Paris ha delle individualità che possono risolverla da sola, e noi guardiamo Thiago Silva per motivi vari, però guardiamo anche Neymar perché io l'ho attaccato dicendo che è fumoso, ha i numeri per risolverla da sola, però a volte fa un dribbling in più. E poi c'è la bellezza di Mbappé, di Maria, e probabilmente nel secondo tempo anche del buon Verratti. Vedremo. Ce la godiamo, e questa è l'ultima partita della stagione, della famosa annata maledetta, perché è un'annata maledettissima. Dopodiché si ricomincerà a parlare del ritiro del Napoli e si comincerà ufficialmente la nuova stagione. Abbiamo tante cose di cui parlare, cambio la grafica delle thumbnails, state tuned perché questo è l'anno in cui questo canale esplode. Sentite, che palla! Questo è stato il primo squillo vero dei primi 15 minuti, dove c'è più Bayern ma il Paris si sta difendendo bene con un ottimo Thiago Silva, e Davis, il terzino prodigio, sta subendo forse un po' di emozione, ragazzi, ha 19 anni, ricordiamoci anche questo. Attenzione! La ripresa! Mamma mia! Neuer, qua non se l'è mangiato Neymar, qua secondo me è miracolo di Neuer. E anche il secondo intervento che è bello. Il centravanti. Che imbucata! Guarda qua, quando Neymar la passa subito, cosa sulla differenza? La differenza che fa quando la dai subito invece di fare un dribbling in più? Io non ho niente contro il giocatore in se stesso, è che proprio ha i numeri per poterli risolvere da solo e a volte si impappina perché è bello e quindi deve far vedere che è bello. La dai subito, guarda che succede. Vedi Davis come sta soffrendo, ragazzi. Ouch! Madonna mia! Tiago Silva quasi di gomito, là, sembrava che caduto. Però. Guardala, mamma mia. Ragazzi, che partita, bella. Il Paris si sta comportando molto bene. Il Bayern continua a essere più forte per quanto mi riguarda, però è una bellissima gara, intensa, è una tripla. Qua non c'è Nostradamus che tenga, posso buttare cose a caso, previsioni a caso. Mamma mia, il fazzolettissimo di Sfacci. Che hai combinato, Navas? La schifezza! Mbappé proprio. Mamma mia, perché sei stato così altruista? Tutto il contrario di Neymar. Doveva tirare lui prima. Wow! E gol sbagliato, gol subito, avviene o no? Navas. Bello. Iscrivetevi al canale, mannaggia la... Tutto a posto, dice Orsato lo guarda e fa con la testa così come a dire: che devo fare? Ti devo ammonire per simulazione? E poi cade da solo, perché veramente ha fatto con la testa proprio a dire ti devo ammonire oppure ti alzi da solo. Quando poi dite Orsato quello non è scarso, Orsato è un grandissimo arbitro, quello che non volete capire voi, mannaggia. Ma io sento proprio un tifo assordante, li sentite i sonagli? Proprio pure mo che ha perso palla chimico ho sentito un boato. Ma chi è sta gente? Roba del Paris che stanno tifando, cioè gente della società, non capisco.
Paris. Proprio, sono tifosi proprio del Paris Saint-Germain. Che bel cross, Kimmich, che bel cross. Ma voi capite che questo è un terzino, la qualità del calcio di questo terzino? In una squadra di campioni, di campionissimi, chi è che tira calci di punizione e calci d'angolo? Kimmich, il terzino. Che bel cross, mamma mia. E poi da sottolineare la scelta di far giocare Coman invece di Perisic, no? L'ex juventino invece dell'ex interista. Sono scelte interessanti perché Perisic è partito titolare nella semifinale, nell'altra partita, e invece ha scelto Coman, che risulta decisivo alle volte, alle volte le scelte che non ti aspetti. Poi in panchina hanno Coutinho, hanno tutta sta gente qua, però mamma mia! C'è anche Coman. Thiago Silva salva solamente Via. Bello! Di Maria è geniale e Davis ancora in difficoltà, è l'unico che ha sofferto finora, bisogna dirlo, nel Bayern, e loro stanno sfruttando questa cosa qua. La partita è ancora aperta, ma come cazzo para Neuer? Ma veramente, ma come cazzo fa? È l'unico al mondo, questo modo tedesco di interpretare il ruolo del portiere. Attenzione. Però qua Kimmich prende solo il piede. Qua c'era, ragazzi. Devo dire, mi sorprende che Mbappé non abbia fatto il pazzo. Devo dirti la verità, perché qua sei stato colpito sul tallone. Chiedi che vadano al VAR, e il VAR che non interviene è grave. Siamo alle solite, perché a velocità normale non l'avevamo detto, non sembrava, quindi assolvo Orsato in questo punto di vista, ma il VAR deve averlo visto. E qua Neymar mi sto zitto. Vedi, è qua che sei uno schifoso giocoliere che non sta al servizio della squadra, e quindi ho ragione io. Ouch! Ci sta. Thiago Alcantara è un giocatore enorme. Neuer è insuperabile. Cioè, io non... Lascia perdere che era fuori gioco, eccetera, eccetera, ma Neuer è insuperabile. Come cazzo fa a chiudere quelle gambe all'improvviso? È unico al mondo. Regalateci un finale a sorpresa, dai. Fa da solo, ancora Mbappé, poi buca dentro Neymar, un'idea di rigore. Quasi, mamma mia, Mbappé proprio Milik, stavolta bisogna proprio dirlo. Milichissimo, ma come fai a non aggredire quel pallone? Un pallone, stai al 90esimo, stai tu e a porta, ma veramente state facendo? Milichissimo, è finita! Sono troppo forti, ragazzi, la verità è questa. E insomma, boom, bisogna dirlo, perché al di là della maglietta, al di là delle individualità, c'erano dei campioni in campo, però ha vinto la squadra più squadra. Mi devo ripetere, la squadra prototipo della squadra perfetta, i terzini che attaccano, che hanno qualità, ma hanno anche mentalizzazione. Ragazzi, Davis, 19 anni, un ragazzo del 2000, ha sofferto la finale, l'ha sofferta in difesa, ma alla fine chi è che fa l'intervento poi su Ciupo, quello là che si è mangiato il gol, così si prende il fallo proprio lui, quindi fa una diagonale perfetta, segue fino alla fine e merita una menzione speciale. Quindi due terzini proprio dominantissimo, dominantissimo. Kimmich specialmente, autore dell'assist, più di Coman, perché là è un gol quasi facile, ma quell'assist è un gioiellino. E poi c'è una squadra che è ben messa in campo, c'è una squadra che sa quello che sta facendo, c'è una squadra che è ben strutturata, ogni giocatore si sacrifica, pressione alta, difesa altissima, accettano il rischio contro gente che sono dei velocisti, Mbappé, eccetera, eccetera. Accettano il rischio e la portano a casa perché sono più forti. Dall'altra parte il Paris Saint-Germain, io insisto, troppa individualità e poco gioco di squadra, non riempi l'area di rigore, e quindi quando tu la prima punta è Neymar, che se la viene a giocare quasi a centrocampo perché deve toccare pallone, ne deve tribbare 2 o 3, giustamente, ma poi chi ha da segnare? Mbappé che deve partire da larghissimo, Di Maria che deve partire da larghissimo, non lo so, ti può andare bene, come non ti può andare bene.
questo caso non è andata bene. Thiago Silva, sei il benvenuto, vieni a Napoli a fare il re, ma non accadrà. Ma è la questione Napoli la che ne cominciamo a parlare dalla prossima puntata. Lasciate un like, iscrivetevi al canale perché comincia la nuova stagione e nella nuova stagione non voglio sapere niente. Io sto sentendo gente che sta molto preoccupata e mi rendo conto. Dovete seguire questo canale perché io vi riporto con i piedi per terra e vi ricordo le cose che bisogna fare, Non vi preoccupate, seguitemi.